Seconda corsa è la seconda delle due batterie del trofeo Gentleman for Life, premio Scam. Sono 9 anche in questa occasione al via. Cavalli di 7 anni e oltre, sempre i Gentleman senza la frusta. All'1 Antonio Vitiello, 2 Attila Matteo Zaccherini, 3 Victor Leo Stefano Lago, 4 Tancredi Sartor Andrea Orlandi, 5 Vasterbo Sky High Patrick Romano, 6 Taiga Woodland Vittorio Minieri, in seconda fila 7 Astecca Dimar Rebecca Dami, 8 Vamos P Jacopo Iommi, 9 Venanzo Jet Mirko Marini. Start raccolti i partecipanti lungo la curva di sinistra, il favorito è il numero 6 Taiga Woodland con Vittorio Miniero in salchi. Si parte di galoppo Attila, Taiga Woodland facile al comando. Numero 2 Attila di squalificato. Victor Leo che scende in seconda posizione avanti a Zea. Di fuori rimane Vasterbo Sky High. Quarta posizione lungo i birilli per Astecca Dimar. Poi ancora Vamos OP che precede Venanzo Jet, chiude in coda all'esterno Tancredi Sartor. 15-3 il lancio da parte di Taiga Woodland, che una volta presa la testa risparmia quante più energie possibili, passa i primi 400 metri in 31 spaccato. Prosegue all'avanguardia il 10 anni da Torvald Palema con in salchi Vittorio Miniero che copre i primi 600 metri di corsa in 46,7. Viene al passaggio davanti alle tribune, indisturbato leader, a un paio di lunghezze si mantiene Victor Leo, di fuori Astecca Dimar, poi alla corda Zea, avanti a Vamos OP. Seconda pariglia per Vasterbo Sky High che precede Venanzo Jet, Tancredi Sartor. C'è stata una frazione più svelta ora con Taiga Woodland che accelera in progressione, 1.16.2 in 1000 metri di gara di Taiga Woodland. Si mantiene un paio di lunghezze avanti a Victor Leo, fa fatica al largo a Stecca Dimar, rimane sempre in terza posizione in corda Zea, quando i 1200 se ne vanno in 1.36, 14.4 la dritta di là. Viaggia bene solo il treno in corda perché Taiga Woodland sta facendo ritmo selettivo a 200 dal palo, la frazione in 14.9. Taiga Woodland che si allunga nel finale, vince come vuole con Vittorio Miniero in salchi. Taiga Woodland facile alla meta, al secondo posto finisce Victor Leo, al terzo Zea, al quarto Vamos OP, al quinto Venanzo Jet. Come sono partiti? Sono arrivati ovviamente solo quelli in corda, 1.14.8 ragguaglio cronometrico. La vittoria di questa seconda batteria della finale del trofeo Gentleman for Life va a Vittorio Miniero, il training di Cosimo e Cristina Fiore, i colori del signor Sean Caramel Formosa. Vittoria di Taiga Woodland, netto nel finale. Come in precedenza andiamo a ricapitolare i finalisti che saranno Vittorio Miniero al primo posto, poi Stefano Lago al secondo, Antonio Vitiello al terzo, Jacopo Iommi al quarto e Mirko Marini al quinto.